Eder. Mech. Pallister. Il 112 veniva contattato da una signora che riferiva di abitare a Trieste in zona Rione sotto Longera San Giovanni. La signora affermava di aver letto su Facebook di una donna di Trieste scomparsa da diversi giorni dalla zona del Rione di San Giovanni, riferendosi alla Resinovic, scomparsa in data 14 dicembre 2021. La signora ci raccontava che circa una decina di giorni fa aveva udito delle urla riconducibili ad una donna e ad un uomo, a suo dire agghiaccianti, provenienti dalla zona boschiva che si affaccia sulla via del Farnetello. Aggiungeva, anche, di non sapere se le urla da lei sentite fossero da attribuire ad un evento delittuoso ma che di fatto destavano la sua preoccupazione tale da indurla a chiamarci e comunicarci l'accaduto. La vicenda ricordava molto quella poi accaduta a Giulia Ceclidin. Abbiamo allora provveduto a contattare la donna chiedendole di precisare meglio quanto da lei affermato e lei raccontava quanto segue. Circa una decina di giorni fa, tra le ore 11:30 e le 12 udivo provenire dal boschetto presente vicino la mia abitazione in zona sotto Longera San Giovanni, un grido prolungato di voce maschile. E questo ha attirato la mia attenzione. Preciso che, in base alla tonalità di quanto sentito, avevo immaginato che chi potesse averlo prodotto fosse un uomo robusto perché mi è sembrato il grido di uno che definirei un pomaccione. Sembrava un urlo d'impeto nel senso emesso da una persona non impaurita ma che sta producendo uno sforzo importante. La mia abitazione si trova al primo piano del mio stabile e soprattutto d'estate sento provenire grida dal boschetto ma, questa volta, mi è parso diverso dal solito. Quando ho saputo da Facebook della scomparsa di Liliana Resinovic, ho ritenuto opportuno segnalare la cosa alle forze dell'ordine telefonando al 112. È opportuno segnalare che il boschetto indicato non si trova nelle vicinanze dell'abitazione della scomparsa, che la signora non era particolarmente sicura del giorno in cui aveva sentito l'urlo dell'uomo e che l'orario era prossimo all'orario di pranzo, pertanto distante dal momento in cui, verosimilmente, la donna si è allontanata da casa. Parla ora una impiegata del centro Wind 3 di via Cesare Battisti. Ho saputo della scomparsa di Liliana Resinovic da Facebook. Non la conosco ma dalle foto ho ricordato che fosse una mia cliente e che aveva 2 numeri attivi con noi della Wind 3. Io apro alle ore 09 di mattina e sono sicura di non averla vista quel giorno, né all'apertura né successivamente. Devo dire anche che quella mattina nessuno è venuto al negozio a chiedermi se Liliana fosse passata da lì. Ero sola in negozio quella mattina quindi mi ricorderei. Adesso le farò vedere una foto. Questo è Claudio Sterpena. Lo ha visto al suo negozio il 14 dicembre? Non ricordo di aver mai visto questa persona al mio centro Wind quella mattina, anzi posso proprio dire di non averlo mai visto. Salve, sono Fabio De Mengo, padre di Matteo, uno dei 2 agenti della squadra volante della questura di Trieste uccisi da Aleandro Merani il 4 ottobre 2019. Cari giudici, vi auguro che vi torni in mente la foto di mio figlio e spero che la vergogna pervada il resto dei vostri giorni. Questa è la giustizia in Italia e colgo l'occasione per dire a questi giudici che la vita è strana e la ruota gira per tutti. Sicuramente capiterà che nell'arco della vostra vita serena, voi o qualche vostro familiare chieda l'intervento della polizia. Quando vi troverete davanti un ragazzo di 30 anni che vi salverà la vita, che vi darà conforto, che vi farà sentire al sicuro. Allora in quel momento vi auguro che vi torni in mente la foto di mio figlio e che la vergogna vi pervada per il resto dei vostri giorni. Non mi sento più rappresentato da questo paese per il quale Matteo ha dato la vita e nessuno ha saputo dargli giustizia.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.